Lo Statuto della Regione naturalmente è stato approvato successivamente alla Costituzione italiana e viene previsto l'istituto del referendum abrogativo, consultivo e propositivo, e poi viene fatta una legge di attuazione che da un lato tiene conto di quelli che sono un po' i limiti che si riscontrano a livello nazionale per la presentazione dei quesiti referendari, ovvero a livello nazionale vengono prima raccolte le firme necessarie, 500.000 a legislatura vigente, e poi il quesito con tutte le firme viene sottoposto prima all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, che ne determina la legittimità, e poi alla Corte Costituzionale, che ne determina l'ammissibilità. Nel Friuli Venezia Giulia questo comporta un enorme dispendio di energie per poi magari vedersi non ritenuto ammissibile il quesito referendario. In questa regione, nella legge di attuazione, si è deciso di procedere diversamente, facendo raccogliere prima le firme per un comitato promotore per il quesito, che viene sottoposto a giudizio di legittimità ed ammissibilità, per poi appunto procedere con la raccolta delle firme necessarie perché poi venga indetto il referendum. Quello che da un lato appunto viene sistemato dal punto di vista della procedura rispetto alla procedura nazionale pecca però di un difetto relativo a chi giudica l'ammissibilità e la legittimità. A livello nazionale sono state scelte delle terze parti che consistono nell'Ufficio per il referendum della Cassazione e nella Corte Costituzionale, che hanno entrambi capacità e merito per poter deliberare rispetto a questi due importantissimi parametri. Nella nostra regione invece questi compiti sono affidati all'Ufficio di Presidenza politico e all'Aula, organo legislativo. Quindi vorrei segnalare questo piccolo problema di conflitto di interessi che varrebbe la pena affrontare e dirimere nelle possibilità, in modo da lasciare, lo dico perché resti a verbale per un proposito futuro, perché appunto portare a definire, soprattutto per quanto riguarda l'ammissibilità, dare allo stesso organo legislativo, che magari quella legge l'ha approvato, il potere di decidere se ammettere o meno un referendum abrogativo di una legge, magari da se stesso approvato, mette in una condizione, diciamo, di conflitto di interesse sicuramente. E una volta detto questo, leggerò per tratti, leggerò l'ordine del giorno. Allora, salto le premesse dove si determinano le motivazioni e le norme per cui è stata presentata questa richiesta. Allora, considerato che la legge regionale 17/2014, riforma sanitaria, non rientra fra le leggi che l'articolo 4 della legge 5/2003, che dalle procedure esclude dall'iniziativa referendaria, il contenuto riguarda la materia sanitaria in alcuni aspetti definiti: le linee per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio regionale, le misure di intervento per la razionalizzazione e l'efficienza del servizio sanitario regionale. Nessuna di queste materie riguarda quelle categorie di legge che sono appunto indicate come escluse da referendum nella legge regionale di attuazione. La proposta di referendum che stiamo analizzando contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 7 della legge regionale di attuazione. La chiarezza ed univocità della formulazione del quesito richiesta dalla legge devono essere intesi per nota e consolidata dottrina della Corte Costituzionale, nel senso che, da un lato, il quesito deve essere chiaro perché rivolto ad abrogare senza equivoci un complesso normativo facilmente identificabile da parte dell'elettore. Dall'altro, le richieste referendarie devono essere coerenti
perché il risultato dell'abrogazione deve essere univocamente orientato a produrre risultati non contraddittori l'uno rispetto agli altri. Da questo punto di vista il quesito risulta essere dotato sia della chiarezza che dell'univocità. È chiaro perché risulta volto alla totale abrogazione della legge. È univoco perché non ci sono dubbi sul fatto che il risultato positivo del referendum porterà all'abrogazione di tutte le norme contenute in quel testo legislativo. Il referendum abrogativo è espressione della democrazia diretta, nella quale i cittadini possono, senza alcuna intermediazione o rappresentanza parlamentare, esercitare direttamente il potere legislativo. Vale a dire che il diritto a richiedere ed effettuare referendum nelle materie non esplicitamente escluse da esso costituisce una delle specificazioni di un diritto politico più ampio, quello attribuito a tutti i cittadini in base all'articolo 48 della Costituzione. L'abrogazione popolare di un'intera legge rappresenta la domanda referendaria più fedele al modello dell'articolo 75 della Costituzione, perché è capace di restituire la decisione legislativa all'organo legislativo, chiamato così a disciplinare la materia in forme nuove, in aderenza al pronunciamento popolare. Sarebbe dunque un capovolgimento di prospettiva ingiustificato l'assumere a figura sintomatica di una sorta di eccesso di potere referendario l'idoneità del quesito ad abrogare totalmente una legge. Ulteriormente, all'articolo 14 della legge di attuazione per il referendum prevede che il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può ritardare nel decreto stesso, indicandone espressamente i motivi, l'efficacia dell'abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione. La ratio dei 60 giorni indicata su indicato articolo è quella di evitare vuoti normativi ritenuti particolarmente sgraditi e, al fine di consentire l'approvazione da parte del legislatore rappresentativo, un intervento nelle more idoneo a impedire la discontinuità del tessuto normativo e ordinamentale. Salto dei pezzi. La Corte Costituzionale, tuttavia, elaborò agli inizi degli anni '80 una giurisprudenza che escludeva dal referendum tutti quei quesiti che contenessero norme che la Corte definì a contenuto costituzionalmente vincolato, anche se successivamente la stessa Corte ha abbandonato questo criterio per escludere il referendum solo dalle leggi a contenuto costituzionalmente obbligatorio, ad esempio quelle norme che contengono norme indispensabili per il funzionamento degli organi costituzionali. Il referendum richiesto non sembra in grado di ledere, se approvato, né i diritti fondamentali tutelati dalla nostra Costituzione né dal nostro Statuto, né il funzionamento di organi essenziali per il funzionamento dell'ordinamento regionale. La legge 17/2014 regola la materia sanitaria, che è una materia volta a soddisfare quei diritti intangibili che discendono dall'articolo 32 della Costituzione, ma quella legge interviene nella materia sanitaria solo per regolare ex novo l'assetto istituzionale e organizzativo della stessa, sicché non si può ritenere che dal mutamento di quell'assetto possa derivare una lesione di diritti intangibili per la salute e quindi riteniamo che per il nostro gruppo si debba dichiarare l'ammissibilità del quesito referendario.